Resta ancora sospesa la vicenda della chiusura del Boccone del Povero di Favara. Ieri si sarebbe dovuto costituire il consiglio di amministrazione che prevede per statuto sia formato da 5 figure, ma così non è stato. All'appuntamento erano ufficialmente presenti solo 3, ossia Suor Anna Matthew, attuale superiora dell'istituto e presidente pro tempore dell'associazione Opera Pia, Suor Monica, delegata dalla congregazione di Palermo, e il rappresentante della curia agrigentina delegato dal vescovo Don Carmelo Lamagra. Era assente il delegato della prefettura di Agrigento che, a quanto pare, secondo le ultime normative ancora da verificare, sarebbe potuto anche essere assente senza inficiare nulla. Se così fosse, unico assente che non ha permesso la costituzione del CDA era il rappresentante ufficiale del comune di Favara. Sottolineiamo la parola ufficiale perché all'appuntamento, puntuali, si sono presentati il sindaco di Favara Manganella, il presidente del consiglio comunale Lupo ed un altro consigliere comunale, ma hanno tenuto a sottolineare che nessuno di loro era in veste di rappresentanza ufficiale del comune. In pratica erano formalmente assenti, il CDA non si è perciò costituito. L'incontro però c'è stato e si è protratto pure a lungo, tant'è che la nostra troupe si è dovuta spostare per altre esigenze. Erano presenti nella stanza anche Lillo Cinquemani, delegato dalla madre generale Palmira Borzellino, ed altre suore. Tutti si dicono interessati a salvaguardare il bene dei ricoverati, dei lavoratori e delle suore. In serata, al nostro ritorno, per raccogliere notizie ed interviste direttamente dai partecipanti alla riunione, dai familiari degli ospiti della casa e dai lavoratori, il sindaco ed il consigliere comunale erano già andati via. Siamo riusciti a sentire il presidente Lupo, che era fuori dalla stanza della riunione in procinto di lasciare l'istituto, chiedendogli il motivo per il quale il comune non abbia nominato alcun delegato. Ci ha risposto che, secondo loro, la formazione del CDA doveva essere richiesta dalla regione e non da altri, ma nessuna richiesta è finora giunta. Domani, ci ha detto Lupo, scriveremo noi alla regione per farci convocare e nell'eventualità delegare perché la struttura rimanga in piedi. La convocazione è arrivata al sindaco Manganella, quindi noi siamo venuti a titolo di cortesia per venire ad ascoltare quello che c'era da dire, perché essendo che il consiglio di amministrazione non esiste, la convocazione andava fatta da parte dell'organo preposto, quindi la regione. Ad oggi la regione non ci ha scritto di delegare un nostro membro e quindi stiamo a vedere un poco come vanno le cose, anzi ti dirò di più che domani mattina stesso scriveremo noi alla regione per farci convocare nell'eventualità delegare un nostro membro affinché questo organo resti in piedi per poter deliberare e poter dare una continuità all'Opera Pia. Era possibile fare una richiesta come quella che farete domani, farla preventivamente per iscritto in maniera tale che oggi già c'era il delegato? No, non era in maniera preventiva, in quanto si aspettava che, visto che gli operatori erano gestiti dalla congregazione, che sono cosa ben differente dall'Opera Pia, quindi una volta che la congregazione ha fatto il licenziamento collettivo per i 10 operatori, si vorrebbe traghettare prendendo a carico gli stessi operatori che sono stati licenziati dalla congregazione come l'Opera Pia Baronamendola, venendo a capire che non ci sono i presupposti in quanto il collegio amministrativo, il CDA, non ne sussiste perché già da tempo 3 non ne facevano più parte del consiglio di amministrazione. Tu come ben sai, per essere valido su 5 almeno 3 debbono essere presenti. Questo non c'è stato, anzi mi meraviglia che dopo tanti anni che si è amministrato questo ente, loro stessi non abbiano richiesto un commissariamento in quanto non avevano i poteri per poter deliberare. Intanto i lavoratori vogliono chiarezza e per il bene di tutti non vogliono abbandonare la casa agli anziani. Oramai questa è la nostra casa, ci hanno detto, è la casa che il barone Mendola ha lasciato alla città di Favara e ai bisognosi. Dobbiamo rispettare la sua volontà. Signora Naselli, sono più di 5 ore che è in corso la riunione. Qual è intanto il vostro pensiero? Il nostro pensiero è gli anziani, perché sono la nostra famiglia, perché da tanto tempo che noi li accudiamo e vogliamo la loro serenità, vogliamo noi. Non vogliamo che vanno a finire in giro.
E poi il nostro posto di lavoro, perché da tanto tempo che noi lavoriamo qua, abbiamo le nostre famiglie e anche le suore, perché sono da tanto tempo che le suore sono qua e non è giusto che le suore se ne devono andare. E questo è il discorso. Cosa volete fare intanto? Che succederà? Noi chiediamo aiuto, tutta la cittadinanza, tutti questi politici, questi che ci vogliono dare una mano, di venire, di darci un appoggio a noi, perché abbiamo bisogno di questo noi. Noi, prima gli anziani hanno bisogno di questo e poi noi. Sul fatto che l'amministrazione e dalla prefettura non abbiano fatto delle nomine, che pensate? Non lo sappiamo quello che c'è sotto, non lo sappiamo noi, non possiamo noi dire una cosa che non è. Noi da qua non già ne andiamo, non ci spostiamo e neanche gli anziani non devono uscire di qua. Perciò ci dobbiamo sostenere uno, tutti insieme, uno con l'altro. Noi da qua non ci spostiamo, anche per suori, che abbiamo una suora di 100 anni, come si fa a spostare una suora? I malati allettati, come si fanno a spostare? Ma ci vuole coraggio, insomma va, perciò. No, comunque, non ne spostiamo, anche per la struttura, ma viene la pena, viene la pena. Non è la pena abbandonare questa casa, no, non ne spostiamo, è nostra la casa, certo, è nostra. Dei Favaresi, no che la casa è suora. Le suore voglio bene, per mia, io ci crescevo in questa casa, ci sono cresciuta, sono affezionata. 14 anni che lavoro, ma 50 anni che vai a bagno. 50 anni che entro, per le altre suore pure, che io Cain era, come dire, era una casa, per me era una casa nostra. Era una casa nostra qua. Abbiamo paura giustamente di perdere il pane, la nostra casa, perché se si chiude non si apre più questa casa, non si apre più. Finita. Si distrugge, la casa si distrugge e abbiamo bisogno di aiuto. Qua siamo, fatevi una coscienza, venite ad aiutarci. Se questa struttura venisse in qualche maniera utilizzata per altri scopi, che ne pensate? No, perché la casa è fatta per gli anziani, per i poverelli, per i bisognosi, Per i bambini, non è fatta per loro. Il barone l'ha lasciato per questo motivo. Ma perché quando c'era l'altra superiore c'era pure sia gli anziani sia gli extracomunitari. Ci sono stati pure, non è che li hanno buttati fuori gli extracomunitari. Perciò perché no? La porta è aperta per tutti, è soltanto che forse per gli extracomunitari in questo momento è chiusa. E adesso vogliono buttare fuori sia gli anziani che noi che le suore. Però di sicuro i poveri ci devono stare per come era la volontà del barone. Come era la volontà del barone. Sì. Il barone diceva che qua erano gli anziani e tutti questi che sono. Per i bisognosi. A quell'ora, quando l'ha lasciato, c'erano bambini, c'erano i vecchietti maschi, c'erano i femmini, era pieno, ma era una bellezza qua dentro. E devono qua, ci sono lasciata per gli orfani. Per E poveri. io lo posso confermare perché avevo 3 anni e mezzo, sono entrata piccolissima qua dentro e ancora sono qua dentro. Che devo dire? Avevo 3 anni e mezzo. Ero orfana di padre. Perciò ora ci stanno togliendo veramente, a me mi stanno togliendo non un pezzo, signora, a me mi stanno togliendo la casa. Stanno togliendo la mia casa. Anche se io ho un'altra casa fuori, ci sono chi mi vuole bene, i miei zii, i miei genitori, tutto è. Perché io ho un'altra famiglia anche a casa. Ci sono i miei suoceri che mi vogliono bene come la mia famiglia, i miei zii che mi hanno fatto da mamma e di padre, però qua mi stanno togliendo proprio la mia casa. Un'oretta più tardi siamo riusciti a parlare finalmente anche con Suor Anna Matthew, Suor Monica e Don Carmelo Lamagra, ancora in riunione assieme agli altri. Congiuntamente ci hanno dichiarato che stanno cercando di trovare soluzioni per salvare il salvabile per il bene di tutti. In comune accordo stiamo cercando di salvare quello che è salvabile al più breve possibile e siamo qui, se il Signore ci aiuti in modo particolare, tutto qua. Si sono presentati 3 delle persone che erano state indicate, quindi lei, quindi Suor Monica, Don Carmelo Lamagra in nome per conto della Chiesa, ne mancavano 2, mancava dalla parte della prefettura e da parte del comune. Come mai? Si è fatto un'idea? Allora, da parte mia, comunque sia, sono stati tutti convocati in tutte e 3 sedute di consiglio di amministrazione. Il comune oggi mi ha giustificato nella persona del signor sindaco che aspettava una comunicazione da parte della regione Sicilia.
Quindi appena lui avrà la possibilità di avere questa comunicazione mi farà il più breve possibile la nomina del componente in quanto è il comune. In quanto alla prefettura, nessuno si sono presentati oggi, in quanto allo statuto è una cosa che dobbiamo rivedere questo, perché non si sono presentati, se è necessario la figura della prefettura in quanto all'opera Pia Barone Mendola.